Amici belli, partita. Lo so, è calcio d'agosto, lo so, non significa niente, ma per me vedere il Napoli in campo che si scambia il pallone con la maglia nuova, con lo scudetto, ne dobbiamo parlare. Cominciamo. Allora, benvenuto Ciro Lockge, benvenutissimo sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Quelli che sono iscritti sul canale Telegram lasciano di solito il like, perché? Perché sul canale Telegram hanno saputo prima del tempo, prima di tutti gli altri, la formazione del Napoli che, spoilerata da Carlo Albino, io ho preso, sviluppato e poi ho postato sul canale Instagram. Quindi quelli che seguono tutto sanno le cose prima degli altri. Iscrivetevi, lasciate like, eccetera eccetera. Con un Ambrabam tattico andiamo subito a vedere, perché io volevo utilizzare questa cosa. I nomi sono troppo piccoli, per ora arrangiamoci ragazzi, poi troverò un modo di farlo magari in orizzontale con i nomi più alti, vediamo un pochino. Questa la formazione del primo tempo di Napoli Anaune, perché Anaune, dove vediamo un adattamento, perché qualcuno dice ma Folorush non è centrocampista. Sì, è centrocampista, ovviamente non abbiamo tanti giocatori a disposizione in questo momento, tutti i big sono arrivati in ritardo, tutto a posto, c'è un po' di lag, è la CPU che soffre, lo so, CPU a 48%, lo so bene, un po' di pazienza. Allora si comincia con Nikita Contini in porta, di cui si dice un gran bene, Zanoli qui sulla destra, Folorush praticamente adattato in difesa con Juan Jesus e Mario Rui che era capitano, Demme a centrocampo con al suo fianco Vergara e Spavone, in attacco Zerbin sulla sinistra, Ambrosino centrale e Politano sulla destra. Allora ragazzi, il primo tempo noi vediamo il solito Napoli, è il solito Napoli, non ci sono rivoluzioni in atto e non ce ne devono neanche essere. Io ho individuato una sola novità proprio tecnico-tattica che ho visto nella partita. Si comincia con uno Zerbin che cicca il pallone, pali a tutta forza, 4, 5, non lo so quanti ne abbiamo presi. Il primo lo prende Zerbin ciccando un pochino su cross di Politano, perché Ambrosino prende un palo pieno su palla recuperata da Vergara, gliela lascia, Ambrosino fa partire un bel tiro, prende il palo pieno, dopodiché su cross di Mario Rui sulla stessa azione Ambrosino ribadisce in rete ma finisce alta sulla traversa, dopodiché c'è un altro palo credo di Mario Rui e c'è un rigore procurato da Vergara che stava qui a riempire l'area. Molto bene il riempire l'area, lo abbiamo visto fare, e su questo rigore procurato da Vergara va Politano che con molta freddezza allarga il sinistro e la mette, non incrocia, la mette sul palo largo e segna molto bene. Sui rigori sono importanti ragazzi, non ha importanza, è importante allenarsi sui rigori. Dopodiché il gol di Vergara del 2-0, palla di Ambrosino e Vergara che la controlla al limite dell'area, quindi ancora una volta qui si fa vedere al limite dell'area, la controlla e poi col sinistro la mette nell'angolo destro. Poi abbiamo un tiro di Zerbin fuori su cross di Zanoli molto che va, Zanoli va. E poi c'è un autopalo, e qua è la cosa interessante, perché ovviamente Mario Rui va spesso a finisce in questa zona per fare i suoi cross, e vediamo uno Zanoli che si sovrappone molto spesso, e infatti questo cross di Mario Rui da questa zona era destinato a Zanoli che stava andando a chiudere l'azione, e il difensore per anticipare Zanoli colpisce il proprio palo. Dopodiché un altro tiro di Vergara parato. Insomma, in questo primo tempo abbiamo visto sugli scudi Vergara, ma Vergara perché non ce lo teniamo? Facciamo la solita storia di poco prima, ragazzi. Questi sono giocatori che tra primavera, tra esperienze in Serie C, Serie B, eccetera eccetera, la primavera è retrocessa l'anno scorso, ci rendiamo conto delle differenze dei giocatori che poi devono fare la Champions League e i nostri che sono degli ottimi giocatori, ottimi prospetti che devono fare sicuramente delle esperienze, però
io direi piano e calma, perché lo stesso Zerbin, lo stesso Ambrosino sono dei bei giocatori, ma a noi servono giocatori di grande spessore, perché poi se vogliamo andare a vedere, la palla girava molto bene Juan Jesus in diverse chiusure, Foloruscio si è distreggiato, si può dire distreggiato tranquillamente, Mario Rui è un po' impreciso, Zerbino un po' impreciso, Spavone si vede non si vede, lo stesso Dem è un po' in ritardo in una chiusura, ha dovuto commettere un fallo, Vergara mi è piaciuto, Politano le solite cose, a rientrare così, ha provato anche un lancio di quelli là da quando sulla fascia qui, la lancia di sinistro veloce in avanti, non per Ambrosino ma proprio per Zanoli che va, e insomma in questo primo tempo abbiamo visto sfruttare le caratteristiche dei nostri giocatori, Zanoli a corsa lo abbiamo visto, Ambrosino si è mosso bene, un po' leggerino fisicamente, tutti gli altri in ritardo di condizioni, perché scrivetelo nei commenti, è calcio d'agosto, significa niente, 2-0 solamente il primo tempo con la Napoli, che schifo, Garcia out e tutta una serie di cose che potete dire, ma andiamo a vedere cosa è successo nel secondo tempo, vai! Allora amici bellini, è finita, adesso è finito per me, insomma per voi è finito poco tempo fa, finisce 6-1, andiamo a vedere il secondo tempo dove sono entrati tutti i giovani più Olivera, che era l'unico, insomma lo vedete dalla formazione, mi sono impegnato moltissimo per scrivere tutti i numeri giusti, se ho fatto degli errori me li scrivete nei commenti, insomma tutti i numeri e le posizioni di questi giovani. Non mi è dispiaciuto Marchisano, un buon terzino, una buona spinta e cross non c'è male, Davino, Baretin, Olivera, poi Iaccarino e Russo si alternavano un pochino, Iaccarino molto mobile, molto interessante sto ragazzo, e Russo qui, Colisaco ovviamente è il giocatore che ruba l'occhio perché 40 metri di altezza e di un'enormità incredibile, ne parleremo, Marranzino alla Insigne, D'Agostino alla Roberto Insigne, quindi a piedi invertiti, e il piccolo Cioffi punta centrale. Quindi nel secondo tempo segnaliamo tiro di Cioffi esterno rete su cross di Marchisano, poi D'Agostino a giro fuori, il gol di Cioffi su cross di Marchisano, un gol di testa per il 3-0, poi c'è il rigore loro dove accorciano le distanze, se non ho visto male Davino qui in questa zona si perde l'attaccante, arriva Marchisano, commette fallo, un fallo anche molto molto leggero, non so se in Serie A questi falli li danno, comunque niente da fare per Turi che viene spiazzato, quindi 3-1 per il Napoli, dopodiché un cross di Marchisano per Olivera, quindi ragazzi questa è l'unica vera novità tattica che vedo in questa partitina, che lascia il tempo che trova, ovvero i quinti, li chiamiamo sempre quinti, cioè gli esterni di fascia, tutta fascia, che cercano di chiudere l'azione, quindi se Marchisano sta spingendo da qui, se arriva fino in fondo o se fa partire un cross dalla tre quarti, il terzino va a chiudere l'azione, quindi molto spesso è capitato con Olivera qui, è capitato nel primo tempo con Zanoli, è chiaro, è difficile immaginare Zanoli che crossa con Mario Rui che chiude, ma lì entrano in gioco le caratteristiche fisiche e tecniche dei giocatori. Mario Rui non è uno che va a chiudere l'azione e che segna, Zanoli invece sì, Olivera invece sì, quindi quando ci sono le caratteristiche si va a sfruttare le caratteristiche con un Olivera che va a chiudere in attacco le situazioni dal lato debole, insomma le situazioni dal lato forte, è molto interessante. Poi c'è il gol di Colisaco che devo dire la verità, da mezzala si spinge molto, cerca di riempire l'aria, si fa vedere al limite dell'aria, segnerà da questa zona, si gira e trova un gol di sinistro nell'angolino basso. Su Colisaco io vi dico una cosa, io non lo allora Colisaco, calma un attimo, fermiamoci un attimo, la fisicità è importante, il piede mi sembra anche importante perché ha fatto anche dei passaggi in profondità interessanti, il gol è bello, prende anche una traversa, lo vedo lentissimo è lentissimo, io credo che contro una formazione di eccellenza ovviamente risulta determinante, credo che invece contro i professionisti farebbe fatica, non lo vede il pallone, per quanto è grosso ed è difficile districarsi in velocità. Però come vale il discorso per gli altri
altri giocatori. Anche lui potrebbe essere in forma deficitaria, quindi se magari entra in forma e diventa più svelto, potrebbe essere un giocatore in futuro interessante, perché ha la fisicità dei grossi e quindi potrebbe fare la differenza, ma deve entrare in forma e deve sveltirsi. Al momento, quello che vediamo al momento, non credo possa essere promosso in prima squadra. Ricordiamo sempre che la primavera, tutti questi giocatori che abbiamo visto sono interessanti, ma la primavera del Napoli è retrocessa l'anno scorso, quindi non possono essere fortissimi subito. Se entrano nei meccanismi, se vengono allenati bene, molto bene. C'è un salvataggio di Obaretin in scivolata che poi porterà nel capovolgimento di fronte a un tiro di Marranzino parato, un tiro di Russo usa il sinistro molto bene, parato. Il gol di Iaccarino è una perla, Iaccarino che si muove molto e da questa zona fa partire un tiro a giro imparabile, veramente un bel gol di Iaccarino per il 5-1. E poi lo stesso Iaccarino al volo fuori su un cross di Marchisano, lo scambio qui e continua la corsa, Marchisano da questa zona, un pallonetto, veramente una bellissima azione, e Iaccarino la alza sulla traversa, veramente un'azione interessante. Cioffi di testa fuori, Colisaco prende la traversa e Marranzino sulla ribattuta viene murato. E poi c'è il gol, veramente come dicevano gli amici Bellini abbonati, un gol alla mai dire gol, un gollonzo assoluto di Oliveira che si spinge in un contropiede del Napoli, si spinge in avanti, arriva in questa zona, tira fortissimo, viene murato, il pallone gli rimbalza in faccia praticamente e avviene praticamente una palombella imparabile per il portiere, e quindi Oliveira da terra soffrendo per la botta presa si porta a casa il gol del 6-1. È una sgambata, non significa niente, però quest'idea che Garcia può sfruttare le caratteristiche singole dei giocatori per andare a trovare delle nuove soluzioni in attacco, secondo me va conservata e speriamo di vederla anche in futuro, perché questo poi è il calcio moderno. I giocatori non sono fissi nelle loro posizioni, devono muoversi tanto. Quando ti muovi tanto lasci scoperta la tua zona, quando lasci scoperta la tua zona devono essere bravi gli altri a fare le preventive, perché puoi perdere palla e devi poi coprire, attenzione ai buchi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. Dopo questo video dove ho parlato pure dei giovani, è importante, lasciate like, vi iscrivete al canale e mi fate sapere tutte le cose belline, perché poi la prossima partita c'è la SPAL.